Quarta corsa, premio Girotto, anziani al via, sono in 9 dopo il ritiro del numero 2, 1 Sarkozy Luis, 3 Tajari, 4 Senna Trio, 5 Tom Forby, 6 Ursus TFT, in seconda fila 7 Vierrose, 8 Veronese, 9 Vida Francis, 10 Tipica Daghi. L'errore di Vida Francis, stacco della macchina, 4 su di una linea. Anche Sarkozy Luis su Senna Trio, poi Tom Forby e Ursus TFT, mentre ha colto gran partenza Tipica Daghi che va addirittura seconda alla corda dietro Sarkozy Luis. Poi vediamo Tom Forby che si accoda terzo, 200 metri in 14,3 con in vantaggio Carmine Piscuoglio. Con Sarkozy Luis di fuori c'è Senna Trio, poi Tipica Daghi seconda alla corda davanti a Tom Forby che si è accodato terzo, tanti 400 va in via in 29,1, Ursus TFT è in seconda pariglia, pedinato da Tajari. Comunque in vantaggio è Sarkozy Luis con di fuori Senna Trio. Arriviamo ai paletto dei 600 metri in 44,5, Tipica Daghi seconda alla corda, affiancata ora da Ursus TFT, passaggio davanti alle tribune. Sempre in vantaggio il figlio di Ganymede con all'esterno Senna Trio, frazione davanti alle tribune in 14,8, viene fuori un primo giro in 59,3. Vediamo provare ad avanzare Tajari all'esterno di Ursus TFT, ma Sarkozy Luis è sempre in vantaggio con all'esterno Senna Trio. Tipica Daghi seconda alla corda ma murata, chilometro 1,14,7. Insiste Tajari in terza ruota, non anticipa Ursus TFT. Senna Trio aumenta la pressione su Sarkozy Luis. Vediamo ancora Tajari in terza ruota. Ancora soluzione tutta da definire con Senna Trio che ha quasi messo quasi tutto il cavallo davanti, ora passa su Sarkozy Luis, attaccato ora da Tajari, poi vediamo anche Veronese in terza ruota, Tipica Daghi ancora chiusa alla corda, ultima curva passata in 15,6, retta d'arrivo, in vantaggio Senna Trio che però ha speso, si butta di dentro. Vediamo il numero 6 di Ursus TFT, ma è Tajari che alla fine ha le battute migliori. Tajari viene a vincere su Senna Trio, Ursus TFT e Veronese. 1,14,5 la media al chilometro per Tajari, Roberto Vecchione. Enzo Di Santo al training, colori di Roberto Ruggiu vengono a vincere. Il figlio di Credit Winner, lo rivediamo battere un comunque validissimo Senna Trio che l'ha fatta tutta di fuori. Tajari la quota di 5,81 e il doppio di Roberto Vecchione.